Vi ricordo che potete seguire Aquile Libere tutti i martedì sera, subito dopo il telegiornale serale di Telepordenone in questa emittente, canale 15 del digitale terrestre. In questa rubrica, promossa dal movimento Aquile del Friul, tratteremo argomenti di natura politica, di Friuli, di territorio, di cultura e, perché no, del sociale della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati friulani ad Aquile Libere, la trasmissione curata dal movimento Aquile del Friul che va in onda tutti i martedì sera su Telepordenone, canale 15, dopo il TG alle ore 20:45 circa e in replica il mercoledì mattina. Prima di iniziare questa puntata vi ricordo quelli che sono i nostri indirizzi internet e contatti naturalmente, Facebook Aquile dal Friul, oppure se volete seguirci il nostro sito è aquiledalfriul.org. Se volete scriverci e interagire con noi vi do anche quello che è il nostro indirizzo mail, che è aquilelibere.info@gmail.com. La nostra trasmissione si occupa di cultura friulana, di politica territoriale, di politica in Friuli, Friuli che ricordo sostanzialmente è una regione all'interno di un'altra regione, che si estende dal fiume Livenza al fiume Timavo e non oltre, e dall'Adriatico fino ai confini con l'Austria. Abbiamo qui stasera Andrea Pasi, che è il nostro referente per Pordenone e Friuli Occidentale. Colgo l'occasione anche per salutare, visto che ci siamo, i nostri amici del movimento autonomista Pordenone e Friuli Occidentale, che ci seguono numerosi e lo sappiamo e vi ringraziamo. Andrea, io mi collego un attimino a un argomento un po' scottante che riguarda un episodio triste che è successo diverso tempo fa, ovvero la tragedia di Genova. E mi ricollego alla rete autostradale che diciamo insiste in Friuli, che è gestita, se non sbaglio, da Autovie Venete SPA, controllate come primo controllo dalla regione Friuli Venezia Giulia. Sì, esattamente. Ben trovati a tutti intanto. Autovie Venete di fatto è controllata dalla regione tramite la sua società finanziaria, la Friulia, e si può dire quindi che una differenza sostanziale che c'è rispetto ad Autostrade per l'Italia è il fatto appunto che mentre Autostrade per l'Italia è controllata da sostanzialmente soggetti riconducibili allo Stato, anche se appunto abbiamo visto dato in concessione a soggetti privati, Autovie Venete di fatto è controllata da una regione autonoma, quindi secondo me questa è una differenza importante, perché va appunto a differenziare il tipo di gestione che può essere fatto e da una parte dal punto di vista pubblico, che è lo Stato appunto italiano, e dall'altra parte da una regione che ha delle spiccate caratteristiche autonome come appunto è la nostra regione. Quindi la regione potrebbe anche, diciamo, attraverso Autovie Venete SPA intervenire in maniera più peculiare su quella che è la sicurezza, e quindi secondo me il fatto appunto che ci sia questa distinzione spinge magari anche ad espletare quei controlli sulla manutenzione delle strade in generale, che potrebbe anche essere fatta in maniera un po' più come si può dire, efficace rispetto magari a una gestione più nazionale e per tramite tra l'altro di soggetti privati, che sappiamo purtroppo che il privato quello che va a vedere come prima cosa è il profitto, quindi magari laddove si cerca il profitto è più probabile pensare che ci siano appunto delle scarse attenzioni verso aspetti che possono essere visti dal punto di vista del privato appunto come dei costi, quindi si cerca magari di tagliare dei costi per aumentare il profitto, però appunto ovviamente sappiamo quello che è successo, ci sono delle indagini in corso, sì, non siamo noi che dobbiamo dare i giudizi, quindi c'è la magistratura per questo. Tralasciando, diciamo, la viabilità autostradale, passando un pochettino a quella un po' più interna e capillare di collegamento tra capoluoghi, sospiro un attimo perché erano capoluoghi di provincia e diciamo i centri un pochettino più grossi. Uno dei nostri cavalli di battaglia, noi che siamo insomma pordenonesi residenti nella vecchia provincia di Pordenone, è un po' quello che è dei tantissimi cavalli di battaglia in realtà, perché ne abbiamo noi da presentare, andremo avanti per mesi e mesi.
è il collegamento Pordenone-Udine-Gorizia, lo snellimento di questa arteria che è formata dalla Pontebana, che poi naturalmente si rivolge a nord da Udine e va su per la Carnia, e il collegamento con Gorizia, che attualmente, diciamo così, per uno che la percorre a volte, molto spesso come me, almeno nel tratto Pordenone-Codroipo, arrivando a Pagano di Prato, certo, è un attimino un pellettino intasata, ecco. Sì, diciamo che nel Friuli occidentale i problemi che ha la Pontebana sono abbastanza noti. Spesso per fare il percorso, per esempio tra Pordenone e Casarsa, spesso ci si impiega anche un'ora, anche più di un'ora, proprio perché arrivando dopo la curva di Orcenico si creano quelle code dovute molto probabilmente ai lavori che sono in corso adesso qui a Casarsa, le famose rotonde. E poi, come per magia, andando verso Udine sembra che venga aperta proprio un ponte e si va avanti senza problemi. E quindi sì, sicuramente va rivisto un po'. Va rivisto, sì, secondo me le opere infrastrutturali, diciamo, ad intervento per, parlando nella sostanza, ampliamenti piuttosto che circonvallazioni, sì, piuttosto che altro. Assolutamente. Qualcosa a nord del vero è stato fatto, perché ad esempio, parlando della nostra zona, la rotonda Moro, per chi se ne intende, è il collegamento, diciamo, l'arrivo della Cimpello Sequalso quasi, è stato fatto, diciamo, un sottopassaggio che ha snellito insomma le cose. Sì. Ci sono altri casi in cui, insomma, anche probabilmente a Codroipo si potrebbe fare qualcosa di più, sostanzialmente. Sì, ma tornando anche lì al tratto fin da Sacile, voglio dire. Sì, che hai appena citato, hanno fatto sì la rotonda di Moro col sottopasso, ma da lì a 1 chilometro si arriva al ponte del Meduna che, ahimè, che Dio ci salvi. Che Dio ci salvi, sì. È un tappo anche quello. Quindi secondo me, appunto, andrebbe studiata quantomeno un nuovo soggetto a livello regionale che vada un attimo a studiare quegli interventi puntuali, proprio puntuali, perché qui si parla di zone ben precise dove ci sono questi problemi, affinché appunto per garantire la maggior fluidità dei trasporti, anche perché i trasporti sono fondamentali, sono la base, secondo me, dell'economia di tutto, assolutamente, di una regione come la nostra. E Aquile Libere si farà sentire anche in questo. Assolutamente. Grazie Andrea, alla prossima. Saluti. Mandi Aquilis, sono Michele Tomasella, segretario di Aquile dal Friuli, l'unico movimento friulanista. L'unico movimento politico che si occupa solo ed esclusivamente del Friuli. Vogliamo fare le cose sul serio noi di Aquile, abbiamo la nostra trasmissione televisiva che va in onda su TPN ogni martedì dopo il TG e abbiamo in corso anche il nostro tesseramento. Se volete sostenerci tesserandovi ad Aquile dal Friuli, vi ricordo che potete farlo scrivendoci anche alla mail aquilelibere.info@gmail.com. Qui con me a fianco c'è Cristian Fior, che è il nostro referente collinare, che indossa una bella polo, no Cristian? Sì, anche comoda, adesso va bene con le giornate di sole, essendo chiara non scalda tanto. Sulla polo abbiamo il nostro simbolo, l'aquila, che si può notare bene sul davanti. Sul lato sinistro della maglietta abbiamo l'aquila da Friuli, messo apposta su questo lato qua, perché noi siamo Aquile e il nostro sistema deve stare da parte del cuore, per cui è stato studiato apposta. E dietro la maglietta potete notare il nostro sito internet www.aquiledalfriuli.org. Perché a noi di Aquile, se posso aggiungere, piace mostrare quello che è il nostro sito, di modo che le persone possano visitare il nostro sito, possano scriverci e possono anche coinvolgerci in tutti quelli che sono i loro piccoli problemi quotidiani di lavoro, di famiglia, sul territorio, perché, come dicevo prima, noi di Aquile vogliamo intervenire in Friuli per il nostro territorio e per la nostra gente. Molti movimenti dicono, intendono e dichiarano di volerlo fare, dicono che lo stanno facendo, in realtà purtroppo così non è, dando priorità sicuramente ad altre cose che non sono quelle a cui diamo priorità noi. Queste polo potrete chiedercele sostenendoci, come per il tesseramento.
scrivendoci, e lo ribadisco, al nostro indirizzo mail che è aquilelibere.info@gmail.com. Grazie a tutti.